coordinatore provinciale del movimento Noi con Salvini di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, svolge alcune considerazioni nel merito di 3 argomenti. Il primo sono i bagnini a San Leone, su cui è già più volte intervenuto, poi i divieti imposti a Ferragosto sulle spiagge e poi la rimozione della sabbia al Viale delle Dune a San Leone, ad opera di Mare Amico, dietro l'occhio vigile del demanio marittimo. Una sintesi del suo intervento al microfono di Irene Milisenda. Finalmente oggi l'associazione Mare Amico elimina la duna presente sulla pista ciclabile, è un grande evento, un fai da te. Ma io direi che è un evento, non un grande evento, sai perché? Perché più in là ci ritroveremo ancora con questa sabbia nella pista ciclabile, di conseguenza Mare Amico, lodevolissimo, sono con Claudio Lombardo al suo fianco per queste iniziative, perché sono iniziative che purtroppo devono servire anche da pungolo all'amministrazione a far sì che non si arrivi a questo punto. Non è tollerabile assolutamente che in una città di mare, in una città rivieristica, si possa l'amministrazione vedere lo spettacolo da fuori, assolutamente no. Il privare non è assolutamente amministrare, amministrare significa gestire la cosa pubblica nel miglior modo possibile, non possiamo privare i giovani di ciò che di bello c'era in quel, diciamo, quel che di brutto rimaneva l'indomani mattina, però organizzare i falò comunali, perché non organizzare in tempo dei punti ben definiti per le tende, cioè significherebbe organizzare, non lasciare lì il divieto e basta. Siamo ad agosto e a San Leone parte il servizio di salvataggio nelle spiagge. Ma la stagione estiva è quasi terminata, siamo a Ferragosto, si dice che Ferragosto porta via l'estate. La legge è chiarissima, io vorrei specificare questo, la legge dice alle amministrazioni comunali, le obbliga, addirittura non è che dice potete, la legge obbliga le amministrazioni comunali a dare un servizio in spiaggia, è un servizio salvataggio e controllo delle spiagge. Si deve dare quel servizio tra il 1° maggio e il 30 settembre per almeno 60 giorni, si deve dare un servizio al cittadino che fruisce della spiaggia e non vedo il perché l'amministrazione comunale se ne esce dicendo che i fondi non sono bastevoli, assolutamente no, è un servizio per legge va dato, se la regione non ti invia i soldi che deve mettere in conto fagli il decreto ingiuntivo, però tu il servizio devi darlo.